questa villa, partiamo dalla villa, che è un po' il personaggio forse principale, quello che influenza poi un po' tutto quanto. È stato più divertente o più spaventoso girare all'interno, ma anche scene notturne? Beh, girare all'interno di una villa come Villa dei Laghi penso che sia il sogno di ogni regista, soprattutto chi sogna di fare film di genere. Mi ricordo che quando la vidi la prima volta dissi non si può girare questo film in un altro luogo che non sia appunto Villa dei Laghi, quindi fui contentissimo quando poi Colorado mi confermò la location e incominciai a costruire una storia che avevo pensato per un altro luogo, anche parecchio diverso rispetto a Villa dei Laghi. Ho riscritto praticamente tutto il film con Lucio Besana e Margherita Ferri, che sono gli altri due sceneggiatori, per farlo funzionare all'interno di una villa come Villa dei Laghi, che è un luogo un po' fuori dal tempo. Ci sono circa 60 stanze, la maggior parte delle quali sembra che ti portino in un luogo diverso del tempo e dello spazio, proprio da 10 metri dopo una stanza ce n'è un'altra che è completamente diversa e ti porta in un'altra, proprio un'altra realtà. Quella era la parte secondo me più interessante di quel luogo lì. Come vi siete trovati sul set in mezzo a queste stanze, appunto, c'è il regista, queste ambientazioni un po' spettrali, l'avete esplorata? Allora, la prima volta che sono entrata a Villa dei Laghi mi sono sentita completamente immersa e avvolta proprio da un'energia, cioè quando entri dentro Villa dei Laghi ti senti proprio fuori dal mondo normale. È bello perché prima dell'inizio delle riprese si diceva tra di noi, sì dai, faremo tanti scherzi, insomma ci divertiamo. E quindi durante tutto il periodo di riprese magari si apriva una porta e io non sapevo se effettivamente fosse uno scherzo oppure se la porta si era aperta, non lo so, per qualche strano motivo, ma anche per il vento. Quindi c'è stato proprio questa tensione dall'inizio alla fine, questa tensione che sicuramente è servita per le scene, sicuramente. Justin? Onestamente io ho visto le foto della villa. Dalle foto sembrava molto più grande, però sono andato lì nella vita reale e ho detto, ah, questa è la villa, ok, va bene. Ma appena ci sono entrato ho cambiato completamente prospettiva. Cioè, da fuori sembra una villina piccola, già ti fa un po' di impressione ovviamente di wow. Però appena entri sembra che ha una vita propria. Sembra che tu stai entrando appunto in un mondo completamente diverso. E questo sì, ha aiutato anche molto con le scene, perché la villa era un personaggio in sé che faceva parte del film, un po', e questo ha aiutato molto. Io la prima volta sono stata accompagnata da Roberto, che mi ha detto questa è la tua casa e tu la devi vedere quando non c'è nessuno, ti ci porto io, perché la prima volta che la vedi la devi vedere così. E così fu. E devo dire che l'impatto, a parte il regalo, perché anche questo è stato uno dei regali che mi ha fatto Roberto, perché insomma un regista che ha una cura di questo tipo insomma è raro. Però sì, ha ragione Justin a dire che vive di una vita propria, è un personaggio a tutti gli effetti, anzi noi la abitiamo, noi la facciamo vivere, ma di fatto è lei che ci fa vivere all'interno. E devo dire che c'è tanta storia là dentro, c'è tanta vita lì dentro e che si sente quando si arriva. Ma poi vorrei raccontare anche questo dato. Sembrava veramente di essere stati trasportati in quella estate terribile durante la quale Mary Shelley scrisse Frankenstein, ma di fatto per quasi tutto il mese di riprese ha piovuto ed è stato credo uno dei maggi più freddi degli ultimi 10 anni e credo che anche questo abbia contribuito molto a farci entrare in quel luogo
nell'atmosfera del film. Faceva un freddo là dentro, che veramente anche coperti non si riusciva. Ed era proprio la commistione delle due cose, no? La casa in sé, perché poi tra l'altro hanno fatto un lavoro straordinario di ripristino di alcuni ambienti, però di fatto era fatiscente, era delabré, ed era anche il suo bello, per cui faceva freddo. C'erano gli ambienti, magari non si chiudeva la porta o non c'era la finestra, in più questo freddo inconsueto, devo dire che ci ha aiutato tantissimo. E poi c'è questa stanza che è la mia preferita, che è la stanza da pranzo, che secondo me dà la cifra perfetta della follia, soprattutto del mio personaggio, con questi piatti di porcellana attaccati in maniera veramente quasi autistica, no? Nel senso maniacale, e credo fosse così, insomma, è stata trovata in quel modo, quindi sono tutti degli elementi che di fatto erano dei tasselli perfetti per il film, è come se fosse tutto estremamente armonioso. E quindi, almeno per quanto mi riguarda, la casa ci ha aiutato tantissimo in questo. Però non vorrei spaventarti, ma quando all'interno di una casa come quella fa così tanto freddo, c'è anche un'altra ragione. Sai che quando ci sono gli spiriti all'interno di una casa fa sempre freddo. Ma io lo Ti sai che ricordi sono quando convinta, infatti volevo dire tanta vita dentro, ma l'avete capito tutti cosa c'era, no? Beh, Comunque tutto il mese è così, con queste frasi Sì, un po' sì. ambigue, tutto il mese è così. Ci siamo divertiti, sì. noi adulti soprattutto. Sì. A proposito di fantasmi, di estetica, c'è una cura notevole appunto dell'immagine, della regia. Ecco, le tue ispirazioni per il film, quali sono state? E se c'è poi una sorta di leggero messaggio politico sulla paura dell'esterno, dell'uscire di queste regole asfissianti? Sì, sicuramente c'è un messaggio politico, perché il film alla fine parla di muri, di barriere, di divieti. Sappiamo benissimo oggi che cosa sta succedendo nel mondo, e quello era uno dei miei obiettivi, raccontare proprio quello. Sulle ispirazioni sicuramente posso citare film come The Others, come The Village, che chi insomma guarda film di genere sicuramente insomma riconoscerà guardando The Nest. L'idea mi è venuta guardando un film dell'orrore, un classico, un super classico, che però non posso citare, perché se lo citassi si capirebbe subito il colpo di scena finale del film, quindi magari lo faccio un salto. E per i ragazzi c'è una scena molto, molto bella, i Pixies e Beethoven, quindi voi rock o musica classica? Io estremamente rock, come Denise, quindi assolutamente è stato forse l'aspetto che io ho amato questo personaggio alla follia, ma questo aspetto rock, i Pixies, è stato proprio l'aspetto che ho amato di più di Denise, quindi ero felicissima quando ho studiato questo personaggio sulle note della musica rock. A me personalmente piace tanto la musica classica e la musica rock. È stato molto interessante fondere i due e suonare un pezzo rock dei Pixies al pianoforte, uno strumento che in genere è stato suonato per musica classica per secoli. E davvero è stato come posso dire, come se ci fosse una strana armonia fra le due musiche, che infatti rappresenta un po' anche la vita reale fra il rapporto fra Denise e Samuel. Sarà anche un po' strano, nel senso confuso, perché Samuel, non conoscendo questi sentimenti e non averli mai provati, avere un rapporto con questa teenager che fuma e ascolta musica rock è un po' strano per lui, però lui vede un po' lei come un'ispirazione, come si aggrappa a lei perché lei si dimostra come un personaggio più
alto, superiore, qualcuno da cui prendere esempio. E quindi così. Bella descrizione. Bravo. Chiudo con l'ultima domanda, Francesca, il tuo personaggio lo scopriamo un poco alla volta. Ecco, com'è stato conoscere questa mamma? Ti dirò che immagino mio figlio di 13 anni non guarderà questo film perché verrò ripudiata come madre. Ecco, no, scherzo. Conoscere questa madre, è chiaro che questa è una sorta di esasperazione di fatto di alcuni lati della maternità che però io insisto, esistono. Non esisterebbe il baby blue, per esempio, no? Nel senso, è chiaro che lì siamo a livelli insomma, abbastanza pesanti di disturbo, però veramente la mia riflessione su questo personaggio è stata una riflessione dettata da uno scavo molto profondo, proprio sul concetto di maternità, di andare veramente a sfrugugliare le parti, quelle più basse, no? Quelle più animalesche, e di fatto esiste tutto questo. Poi in questo personaggio, ripeto, è spinto quasi all'eccesso, quasi al delirio, no? Però il senso di protezione e il non permettere magari a un figlio di volare con le proprie ali e lasciare il nido è qualcosa di abbastanza comune, credo. Io questi ragionamenti dentro di me in quanto madre li ho già fatti e parto da una famiglia che invece mi spingeva ad andare, per cui non ho quel riferimento dal mio punto di vista. Io vorrò che i miei figli, anzi lo sto già in qualche modo cercando di fare, per cui non mi appartiene esattamente quello, però ho sperimentato questo senso di possesso nei confronti del figlio che partorisci. È una sensazione molto strana, però di fatto c'è, perché è viscerale, perché l'hai custodito nel primo nido, che è il tuo ventre. Per cui sono arrivata lì, sono partita più che altro, sono partita da quello per costruire il personaggio e poi per andare a trovare dentro di me le parti più non cattive, perché non è questo, non è cattiveria. È una forma esasperata di amore e anche questa è una contraddizione quasi insanabile nel personaggio, no? Perché appunto la domanda rispetto a questo personaggio è fin dove puoi spingerti, in nome dell'amore, in nome dell'amicizia, in nome della religione, in nome della fede politica, fino a dove è possibile ed è lecito spingersi in questo integralismo, in questa ortodossia, no? È questo il punto del mio personaggio. Poi è bello nel film perché chiaramente il finale getta una luce completamente diversa, però di fatto è interessante dal punto di vista narrativo, credo, per lo spettatore, perché non si capisce mai veramente perché questa donna, perché non può essere solo l'istinto materno portato al parossismo, ci deve essere qualcos'altro, ma quel fraintendimento trovo sia uno degli aspetti, una delle chiavi più interessanti narrativamente parlando del film.